Siamo giunti qui alla superstrada pedemontana veneta a Bassano, giornata molto importante, l'inaugurazione di tratto da Bassano fino a Montebelluna. Ora intervisteremo tutte le autorità per una delle opere autostradali più innovative d'Italia, è l'ultima, quindi è un gioiello a tutti gli effetti in qualità e prestazioni. Alla fine siete riusciti a completare una parte importante di quest'opera. Certamente per noi è anche un motivo di orgoglio. Grosso orgoglio perché questa autostrada è stata così in qualche modo anche osteggiata da tante parti e arrivare ad aprirne un tratto così importante ci fa piacere e siamo contenti. Abbiamo percorso, Presidente, e la qualità dei lavori, la qualità, la finitura, anche l'eleganza, i colori, la scelta, tutto dimostra la grande professionalità del vostro consorzio. Ma le cose belle piacciono molto, sempre, e proprio venendo su ho notato quanto sono belle le barriere trasparenti che in sostanza ti lasciano vedere il bel paesaggio che c'è fuori. Pensi viaggiare, una parte in trincea e poi quando esci fuori trovarsi di nuovo due barriere che non ti lasciano vedere fuori sarebbe un vero peccato, perché questa zona è molto bella, non merita di essere chiusa e non vista. Nessuna autostrada italiana attuale ha la qualità di questa superstrada pedemontana veneta. Penso che sia il gioiello, lo ha detto anche il Presidente della Regione Veneto, ma lo hanno detto in tanti. Noi abbiamo adottato tutte le novità del mercato, quindi, e poi siamo noi proprio. A me per particolar modo mi piace che le cose siano ben fatte, non solo le grandi opere, ma entrare nei particolari, nell'erba sulla scarpata, nella segnaletica, nel colore di un viadotto, tutto. Quindi penso che a tutti faccia piacere trovarsi in autostrada con delle cose belle. Siamo stati a Montecchio Maggiore. A Montecchio sono stato a vedere, perché io sono un po' come San Tommaso, e ho visto che i ritardi sono dovuti all'alta velocità, perché l'alta velocità, lo spostamento del binario, il fatto che là nell'autostrada Serenissima, la Brescia-Padova, stanno spostando la ferrovia, e quindi questo comporta dei ritardi che non dipendono da SIS. No, quel lavoro non lo stiamo facendo noi, il governo ha voluto proprio fare una gara d'appalto e quindi c'è un vincitore che sta eseguendo i lavori. Certamente si sono persi, penso, 2 anni, cioè se entravamo subito in possesso noi del sito, forse si anticipava un pochettino, però Ho visto uomini SIS lavorare assieme a uomini Caron. Il capocantiere Caron mi ha riconosciuto, mi ha rilasciato un'intervista. Connessione fra i cantieri SIS Superstrada Pedemontana Veneta e la Brescia-Padova, al casello, erigendo casello di Montecchio Maggiore, con il capocantiere della Caron. Ecco, capocantiere, vuole illustrare i lavori? Allora, noi in questo momento qua stiamo lavorando sulla Brescia-Padova, la spostiamo a sud per permettere l'esecuzione e la connessione con la nuova pedemontana veneta. Sì. Il cantiere si sviluppa su circa 2 km di autostrada esistente più 600-700 metri di interconnessione con la pedemontana veneta lato nord. Quindi dovete spostare anche l'alta velocità. Prolunghiamo le gallerie artificiali della linea storica ferroviaria e realizzeremo anche 2 gallerie artificiali dell'alta velocità. Sul discorso dell'innesto con l'A4 certamente c'è un rallentamento, ma devo dire, da cosa ho visto io, che l'impresa Caron sta andando avanti molto bene e siamo contenti anche noi perché è stata giudicata un'impresa che sui lavori non ci perde tempo. Abbiamo visto che stanno lavorando bene e anche collaborano con gli uomini SIS. No, non ci sono problemi e stiamo veramente su quel lavoro collaborando nel miglior modo. E poi su Spresiano, Presidente, anche lì non è dovuto a un ritardo da parte della SIS.
Anche lì su Spresiano il problema della discarica. Ma lì le discariche si sapeva che questo territorio era punteggiato da discariche abusive, 60 cioè non trovavano, era naturale proprio scaricare in quel modo e adesso trovandole dobbiamo beneficiare. Quindi un merito di questa autostrada è anche questa bonifica che stiamo facendo, perché quel materiale sotto interrato provoca sempre disastri sulle falde, quindi il toglierlo è un vantaggio per tutti. È un costo anche, Presidente, che dovete sobborcare. È un costo che purtroppo ci tocca. Adesso vedremo se la Regione ci viene anche incontro, perché certe cose erano previste in contratto, altre no. Dottoressa Pellegrini, sorvoleremo con il sindaco di Volpago del Montello la superstrada pedemontana veneta. Lui ci ha fatto vedere alcune discariche abusive, effettivamente, Paolo Guizzo. E quella di Villorba, ad esempio, non è abusiva. Chi pagherà quello smaltimento lì? Il concessionario, è tutto dentro al progetto. Il concessionario pagherà. E le altre abusive? Paga tutto il concessionario, perché il rischio costruzioni nel project financing è assorbito nel tipo di contratto che abbiamo dal concessionario. E quindi il costo è notevole anche per questo tipo di... cioè stanno facendo una bonifica del territorio praticamente. Praticamente, dove noi siamo andati a scavare, abbiamo incontrato questi inconvenienti, chiamiamoli così, siamo andati a bonificare un territorio che non avrebbe dovuto in quel punto essere inquinato. Come giudica la qualità di quest'opera? Ma allora non spetta ancora a me dire, io faccio un grande lavoro di monitoraggio e controllo e tutto quello che c'era da rilevare l'ho rilevato in tempo utile per poter correggere e rettificare quello che noi ritenevamo non idoneo. Il risultato penso lo vedete tutti, mi sembra positivo, io sono contenta e quindi direi buono. Grazie dottoressa. Davanti abbiamo il Montello. Esatto. E possiamo dirlo a geometra, no? Che non è un'autostrada, è un'opera d'arte. Dove? Questa, un'opera d'arte. Certo. Dove lavoriamo noi le strade non si rompono più. Oggi facciamo la strada che 3.000 anni fa i romani avevano tracciato da Roma, ad Aquileia e andare al nord Europa. La strada più difficile perché l'acqua dalle montagne va verso il mare e qui avevano scavato 5, 6, 7 metri di profondità, perché le autostrade correre sul piano era più facile farle. Oggi inauguriamo la nostra strada, voluta anche da Zaia, perché Zaia è stato un promotore, l'impresa è stata super e oggi inauguriamo questa autostrada. Speriamo che il prossimo anno inauguriamo fino a fine arrivare a Treviso e noi siamo contenti perché noi siamo quelli che producono. Questa era tracciata 3.000 anni fa, dopo 3.000 anni l'hanno fatta loro che sono i più bravi di tutti. Si apre al traffico adesso più della metà, molto più della metà dell'infrastruttura, che è bellissima, basta fare quella già aperta per capire quanto è bella, quanto sarà utile. È una impresa modello per tutta la nazione, sì. È un periodo che l'Italia sta riscattando, se no il ponte di Genova, la pedemontana, è un periodo molto favorevole e per la nazione queste sono anche iniezioni di ottimismo. È stato bravissimo il Presidente Zaia, è inutile dirlo, bravissima l'Ingegner Pellegrini e anche noi abbiamo fatto il nostro, anche le imprese vanno ringraziate, è una cosa che spesso ci si dimentica di fare, però invece è giusto farlo, ha lavorato tantissima gente con passione, con dedizione, con competenza, con qualità. Ora la scommessa è il traffico, speriamo che il Veneto accolga questa opportunità e consenta anche di mantenere buoni gli equilibri economici, che non è una cosa indifferente. Questa SIS è nazionale, lo dimostra che è nazionale. So che hanno preso la SAM, Autostrade Meridionali, so che sono in pole position operativa, quindi si sta accreditando essere un quarto polo importante nel mondo delle concessionarie. Quindi si fa più concorrenza e anche più giusto. Poi su Montecchio la difficoltà è dovuta, lo diciamo, non certo a SIS, ma perché si sta spostando il binario dell'alta velocità. Ci sono delle interferenze che dovranno essere risolte in tempo ragionevole e così come speriamo che in tempo ragionevole si completa la vicenda del tunnel di Malo. Presidente Zaia sta parlando con Materino Dogliani, è accompagnato dall'assessore Elisa De Berti, da Erika Stefani.
e dall'Avvocato Corsini per questa giornata solenne. Regione del Veneto, SPV SIS insieme oggi qui al centro direzionale di Bassano del Grappa sta per iniziare questa importante cerimonia. Tutte le accortezze sono state prese da parte della Regione del Veneto per quello che riguarda il Covid, i vaccini e punto tamponi, è tutto un protocollo rispettato e quindi siamo molto contenti oggi. Presidente, un saluto. Ciao. Daremo ora le parole dei qui presenti. Elena Pavan, sindaco di Bassano del Grappa. Domenico Dogliani, presidente della concessionaria della Pedemontana Veneta. Alessandro Morelli, vice ministro alle infrastrutture e mobilità sostenibili. Erika Stefani, ministro per le disabilità. E Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto. Invitiamo per un saluto il sindaco Elena Pavan che parlerà a nome di tutti gli enti locali. Prego. Buongiorno a tutti, buongiorno alle autorità civili, militari, religiose e benvenuti a Bassano del Grappa. Ci troviamo nel punto medio della superstrada pedemontana veneta. Questo significa che non essendoci intersezioni con altre infrastrutture importanti, fino ad oggi questo territorio, seppur culturalmente ed economicamente vivace, in realtà era isolato. L'SPV è un'opportunità grandissima. Oggi è un giorno veramente epocale. È stata tanto attesa e non importa se l'attesa è stata lunga, quel che importa è che oggi ci troviamo qui ad inaugurare un tratto fondamentale per un territorio intero di questa infrastruttura. Gli effetti della sua presenza ed apertura sul territorio già si vedono. C'è un grande fermento economico legato ad iniziative imprenditoriali che desiderano collocarsi lungo quest'asta. C'è anche un convinto apprezzamento perché non c'è persona, non c'è soggetto che abbia percorso l'SPV che non ne sia entusiasta. Si risparmia tempo, si raggiungono facilmente le intersezioni con le principali vie nazionali, Bassano sarà facilmente raggiungibile da più province e si colloca al centro di importanti assi viari. La Pedemontana Veneta farà cambiare in meglio la vita e la qualità del lavoro al cuore pulsante e produttivo di questa bellissima parte del Veneto, al quale auguriamo sempre maggiore successo in Italia e nel mondo. Il Ministero che oggi rappresento ha cambiato nome, prima si chiamava Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, oggi delle Mobilità Sostenibili. Bene, nelle immagini che ho visto e che colgo con grande favore, voglio far notare che la mobilità sostenibile sicuramente, e oggi una delle priorità è la sostenibilità ambientale, ma ancora troppo poco si parla e si pensa della sostenibilità delle nostre vite. Opere così importanti sono tanto importanti proprio perché attraverso opere come questa le nostre vite si risolvono, le vite dei nostri lavoratori, delle maestranze, delle aziende migliorano, perché se pensiamo di poter raggiungere un luogo come Bassano o qualunque altro luogo in minore tempo e in maggiore sicurezza, a quel punto abbiamo raccolto proprio quella sostenibilità che migliora anche la nostra vita. Perché qui c'è stato anche un grande dialogo con i sindaci, con gli enti locali, proprio con quel territorio che si trova oggi ad avere questa struttura a servizio, che è una struttura che è nel territorio ed è per il territorio. Abbiamo qui una rappresentanza di questi sindaci, dei sindaci che prima ho sentito e uno di questi ha detto: con questo adesso cambia tutto. Cambia tutto perché è vero, l'obiettivo è quello di avere un vero asse grande di collegamento che crea una grandissima connessione. Abbiamo un sistema, come aveva ricordato prima il signor Sindaco, abbiamo un sistema vivace. Si sta per inaugurare un ponte, questo è il grande ponte che abbiamo proprio in Veneto.
ed è una struttura che meritiamo, perché questo territorio è un territorio produttivo, è un territorio effervescente, è un territorio che produce, è una possibilità per le aziende, per il turismo, per la conoscenza, ed è quello che ci porta veramente a creare una grande e rafforzare un'ulteriore grande rete Veneto. Un ringraziamento veramente alla Regione del Veneto, Presidente Zaia, per aver saputo con equilibrio, con intelligenza, con grande caparbietà portare avanti questi progetti. Grazie. Grazie al Ministro Enrica Stefani. Infine la parola al nostro Presidente Luca Zaia. Io inizierei con il ringraziare. Ringrazio chi l'ha fatta l'opera, i Dogliani, sì, e ci vuole un applauso. Ho visto la frase di Nelson Mandela, io ho premesso la mia, no? Dopo la pioggia viene il sereno, avete visto che ho scelto il giorno, l'unico giorno di bel sole. Per dire cosa, perché abbiamo avuto giornate, parlo con il geometra Dogliani, abbiamo avuto giornate non facili. Facile arrivare qui e inaugurare. Io ho ereditato un cadavere eccellente, era in grossa difficoltà questo cantiere. Oggi la celebrazione è tra chi ci ha creduto fino in fondo e chi sperava fino in fondo che restasse una ferita nel territorio. Grazie all'impresa che ci ha creduto assieme a noi, grazie a tutti i lavoratori che comunque, guardate, c'è sole, c'è pioggia, c'è freddo, c'è caldo, c'è ghiaccio, loro sono sempre stati lì, quindi un super applauso a tutte le imprese e lavoratori. Abbiamo cercato di portarla avanti, insomma, voi sapete che come Regione ci abbiamo messo il cuore su quest'opera. Ringrazio e saluto il commissario, l'avvocato Marco Corsini dell'Avvocatura dello Stato, quindi vice avvocato generale dello Stato. A un certo punto abbiamo deciso di mettere quelli che non fossero messi in discussione, no? Perché sembrava che qui bastava arrivare con la carriola e tutti rubavano, no? Questa era la teoria. Ma siccome questa è una realtà di persone oneste, abbiamo voluto dimostrarlo fino in fondo, coinvolgendo le istituzioni dello Stato, un po' tutte le istituzioni che sono state coinvolte. Quindi grazie di cuore a tutte le istituzioni dello Stato che sono state al nostro fianco in questa partita. Un ringraziamento e un abbraccio forte ai sindaci. Poi hanno portato avanti questa partita assieme a noi, cioè è stata veramente una partita impegnativa. Un ringraziamento, poi io so che quando si fanno i ringraziamenti ci si dimentica sempre di qualcuno, no? Perché funziona così, però un ringraziamento all'assessore De Berti e a tutta la squadra della Regione, l'assessore come il vicepresidente De Berti, i miei assessori e ovviamente un ringraziamento e un applauso forte ai miei consiglieri, perché poi io ci metto la faccia, dietro c'è qualcuno che vota, vorrei ricordarvi questo. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato in Regione, in particolar modo a chi poi è stato oggetto del mio stalking quotidiano, che è l'ingegner Pellegrino. Questo è il lotto più importante che apriamo, sono una trentina di chilometri. Stiamo interessando un territorio che riguarda circa 38 comuni, 14 caselle, c'è un casello ogni 6 km più o meno. È un sogno che diventa realtà. Se volete provare un brivido, lo proverete dopo. Io ho voluto questa mattina farla a ritroso, partendo da Montebelluna arrivando qui. C'è un'opera peraltro di nuova generazione, noi stiamo in autostrada di nuova generazione, rispettosa dell'ambiente, rispettosa di tutti quelli che sono i canoni della buona progettazione. Le acque reflue che cadono, le acque piovane, vengono tutte recuperate, depurate, reimmesse nel territorio. È un'infrastruttura che nasceva come un nastro d'asfalto nel territorio, sul piano campagna, poi ci ritroviamo il 70% di questa infrastruttura in trincea. È un'infrastruttura che noi portiamo alla comunità con orgoglio. È un'infrastruttura che va a servire, l'avete visto nel video, un territorio che è isolato, ha ragione il sindaco Pavà, dice no, siamo più vicini.
E io dico che lo siamo molto di più, perché poi i nostri tempi di percorrenza saranno veramente rivoluzionati, anche il modo di pensare, ma ci sarà non solo risparmio di tempo, sicurezza stradale, ci sarà sicuramente rispetto dell'ambiente, ma ci sarà anche quello che noi riteniamo un servizio al territorio. Questo è un territorio che è il territorio di grandi distretti industriali. Noi pensiamo di concluderla per fine anno, di arrivare a Treviso Nord, questa è la sfida. Si restano i 6 km della galleria di Malo, che però ha avuto un paio di sequestri, quindi ha perso, purtroppo abbiamo avuto, è bene ricordare quell'incidente mortale, e quindi un pensiero non può che andare a quel lavoratore e a quella famiglia che comunque è rimasta ovviamente segnata da questo cantiere. I 6 km della galleria di Malo e poi due innesti, l'innesto su Treviso Nord e l'innesto su Montecchio, quindi sulla 4. Io dico che questa è un'infrastruttura che ci rende orgogliosi. Qualcuno può dire: ma quanti anni ci si mette a fare le opere in Italia? Beh, in Veneto pochi, perché questa è un'opera che nasce nelle idee dei Veneti, di chi amministrava il Veneto negli anni 90. Il progetto che poi oggi è in cantiere è del 2002, la gara è del 2006, l'aggiudicazione è del 2009, dopo anche un contenzioso importante. L'inizio lavoro è 2011-2012, quindi se contate 2012, 2011 e 2021 sono 9 anni, e se ci mettete di mezzo un po' di difficoltà che abbiamo avuto, direi che sono stati veramente bravi. Complimenti. Sarà, come diciamo, sarà l'autostrada delle api, possiamo considerarlo. Da un accordo con gli agricoltori, pensando di metterci le api in mezzo alle aree, diciamo, boscate, in modo tale che ci sia anche questa volontà di dire che c'è anche questa massima attenzione all'ambiente. Volevo, prima di chiudere, chiamare qui, perché poi io penso che sia corretto in una giornata come questa, perché guardate, a volte io mando i provvedimenti in consiglio regionale e il consiglio è sempre lì a rispondere, poi sul territorio magari qualcuno si agita perché va dai nostri consiglieri e dice: no, ma fa sta roba, non la condivido, perché poi questo nastro d'asfalto è bene ricordare che anche delle persone che in Veneto hanno donato i loro territori, i loro patrimoni. Questo è un applauso che chiedo a tutti coloro che sono stati ascoltati. Nel 2010, quando abbiamo preso in mano questa opera, c'erano 300 milioni di euro di espropri da pagare e c'erano molti cittadini preoccupati e c'era anche qualcuno che alimentava il fuoco della preoccupazione sperando che l'opera si bloccasse. Non abbiamo inquinato noi abbiamo sanato le discariche che abbiamo trovato in questa infrastruttura. Quante ne avete trovate? Una cinquantina? Anche di più. Quello che poi il Veneto ha lasciato nel suo territorio negli ultimi 60 anni. Questo è stato. Però un ringraziamento agli espropriati. Chiudo invitando qui la mia squadra, i consiglieri regionali e gli assessori. Venite qui perché è giusto che tutti vi vedano. E quindi vi ringrazio veramente di cuore. Ministro, una grande giornata oggi. Bellissima giornata proprio di festa e di emozione, vediamo un'altra inaugurazione di un altro tratto molto importante che finalmente crea la connessione, quella connessione di cui abbiamo proprio bisogno, un territorio che ha dato tanto, che ha costruito tanto e merita anche di avere delle infrastrutture. Il prossimo passo sarà l'autonomia, ha detto Luca Zaia. Certamente, io ho già parlato anche questa mattina con la ministra Gelmini, con la quale stiamo collaborando proprio mi ha chiamato e la ringrazio proprio per avermi coinvolta per la ristesura di un testo su una legge che inquadri il percorso per l'autonomia differenziata. Anche il sistema CAV è una forma di autonomia, come sta lavorando l'assessore De Berti. L'assessore De Berti, infatti con il quale ci siamo anche spesso confrontati,
E il progetto lo stiamo cercando di inserire anche a livello normativo nel primo provvedimento utile in Consiglio dei Ministri. Questa è una grande rivoluzione, i veneti che avranno le loro strade grazie a CAV. Grazie a CAV. Grazie Ministro. Grazie a te. Buon lavoro. Perché CAV scade al 2032, altri 30 anni, i 30 anni di ulteriore concessione portano con sé 1 miliardo e 250 milioni di investimenti, oltre agli utili che sono ovviamente ulteriori. Quindi da 32 a 60, al 2060? Sì. Quindi l'obiettivo è quello di gestire in house tutte le concessioni? L'obiettivo è quello di fare una forma di autonomia dove non andiamo, siccome quando parli di autonomia ti saltano subito fuori, ti dicono ma l'equilibrio dello Stato. Io non tocco l'equilibrio dello Stato, non chiedo soldi a Roma, non voglio niente. Io ho creato uno strumento, ho fatto una proposta creando uno strumento a livello regionale dove noi andremo a costruire le infrastrutture utilizzando delle risorse che se non passasse questo emendamento andrebbero nelle tasche dei privati, invece noi le investiremo col metodo CAV in infrastrutture della Regione Veneto. Mi faccio una riflessione, sono stato a Montecchio e ho visto lavorare il Carron, si sta praticamente subendo l'alta velocità, lo spostamento del binario a Montecchio è dell'alta velocità, questi sono i risultati del ritardo del casello di Montecchio. E poi su Spresiano magari anche una riflessione sulla discarica che va bonificata. Sono tutti inghippi che si hanno, problematiche che si trovano in un'infrastruttura così grande. Stiamo parlando di 2 miliardi e 258 milioni di euro di opere, 94 km e mezzo, 68 km di adduzione, è inevitabile che si trovino discariche abbandonate, che si trovino problemi e li affrontiamo giorno dopo giorno. Di assegnare altre grandi opere all'ingegneria Pellegrini, pensate a altre infrastrutture? Ho un progetto per l'ingegnere, se vorrà lavorare ancora con noi possiamo andare avanti con un bel progetto. E cosa c'è ancora da fare per le infrastrutture in Veneto? L'autonomia. Certo è che noi non vogliamo, noi abbiamo fatto un referendum e vogliamo l'autonomia. Si sappia che non è illegale, che è legittimo richiederla, che è prevista dalla Costituzione, quindi tutti coloro che lavorano contro l'autonomia sono medievali, noi siamo per il Rinascimento. La via del mare, Presidente. È un'altra partita importante del Veneto che stiamo affrontando, ha avuto qualche guaio dal punto di vista di approvazioni, ma insomma adesso ne veniamo fuori.